l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Appena conclusa la partita prima di campionato tra il Real Sella e il Rivarota. Il Real Sella quest'anno gioca sul green di Teore, andiamo a sentire un po' le opinioni. Finita 2-0 per il Rivarota, andiamo a sentire un po' i primi commenti a caldo di questa partita. Andiamo a sentire l'oste, com'è andata. Il chiosco ha vinto. Sta andando bene, sì. Sì. È stato un bel derby, non proprio animato, ma insomma alla fine abbiamo visto che quello che conta va. Sì, direi di sì. Si aspettava questa sconfitta? No, io non sono nuova di qua, quindi sì, è la prima volta che... Sei contenta del parterre, ho visto. Sì. Andiamo a vedere com'è la griglia, che è quello che importa in questo momento. Andiamo a sentire un po' il terzo tempo, come sta andando. Beh, il terzo tempo sta prendendo piede, piano piano, adesso iniziamo a recuperare e speriamo di vincerlo almeno qua. In campo purtroppo è andata come è andata. Però vincete sempre, mi dicono, fuori campo. Beh, fuori campo noi vinciamo sempre, siamo sempre i primi fuori campo, purtroppo è anni che facciamo allenamento, è una cosa... Con l'auto Sì, assolutamente sì. Vi lascio che vado avanti. Ti lascio continuare. Lui argentino Senti, terrone. Insomma sul campo non è andata bene, però insomma vediamo che dietro le quinte funziona. Sempre funziona, dietro le quinte siamo sempre a posto. Peccato questa partita come inizio campionato non è stato tanto bella. Ma l'importante insomma è il rodaggio. Sì, l'importante è anche l'amicizia, il sondaggio, però era anche utile il risultato. Bene. Lei è d'accordo? Secondo me l'arbitro ha sbagliato qualche volta. Ci sono state alcune decisioni. Sì, come diceva lui, ha cappellato un po', un attimino. Sì, secondo me. Sono pesantini, Si con cui due dati contro, secondo me è un po'... Bilanciato bene. Però bello il cartellino verde, devo dire la verità. Si beve e ci si diverte. Sì, Il bello del calcio è questo. alla fine della partita sempre va a bere, se no... Poi vediamo che Real Sella ha sempre qualcosa, no? La cella è fatta per quello. Prima si gioca, si cerca di vincere, dopo alla fine si finisce quello. Magari sarà meglio dalla prossima. Sì, sarà sempre migliore la prossima. Sì. Aspetti qualche risultato utile. Io spero sempre che quelli della zona vincano sempre e dopo far festa insieme, come al solito. La festa che è quello che conta. Sì, mai molà. Allora te la sempre finire di più. Grazie. Ora l'abbiamo vista concentrata durante il match. Insomma, se l'ha bene parlo io male. L'ha bene. Il Sella l'ha giocato il primo tempo migliore, il secondo tempo ha fatto il tabacco. È colpa dal ballone. Colpa dalla succhia, è molto me succhia il football, va bene? Se mai dirà, fa correre il football. Il Termocae a poter vincere 3-4-0. Che le importa è che come sempre i primi partiti se sono un po' di rodaggio, no? Sì, ma a me mi hanno detto che dal Sella io sono di Teore, per me quello che le compagni. Piuttosto sono i pipi dalla banda dal Termocae che è di Rivarota, ex comune, no? Però a volte a me un po' di succhia. Vado a capire, a già di foglio, come tutti i robi, che con la succhia va, che con la succhia non va, non si mai tutti gli palle su carta, se sempre già di prima, il lobice, tac, nessuno fa il lobice, non sono voi di a me mi chiami trapattoni, ma se so io qui, tra poi di trapattoni, vincevo in mondiale, sicuro, poi lascia stare, saluti. Allora direttore sportivo, finita la partita, non bene, però quello che conta è il rodaggio, no? Prima di partire il campionato. Beh, ti dirò che la squadra ha risposto bene tecnicamente e fisicamente, quindi io sono veramente contento. Il risultato dopo, cosa vuoi, è un po' falsato dal fatto che comunque con 2 espulsioni giocare 9 contro 11 è difficile, però ti dirò che il Real Sella ha risposto alla grande. Insomma, è un buon viatico alla fine. Secondo me sì. Io guarda, spero veramente che questa sia solamente la prima partita che perdiamo, dopo sai, la storia ci dà ragione. La palla è rotonda. Bravo. Solite fasi fa. Io spero bene.
Bene, ma quello che conta, vediamo che c'è entusiasmo dietro il... Sì, guarda, la squadra è legata al mondo giovanile e quindi come puoi vedere sono molto legati e quindi vengono È la cosa importante. e rispondono. Soprattutto si tira avanti. E poi soprattutto farli ritornare a giocare nel proprio comune vuol dire molto. Non è il Sauvignon, no, volevo solo dire che non è il Sauvignon quello taroccato, ma è latte caldo. Che poi anche lì fanno tanta confusione per niente. Torniamo invece al calcio, è una partita un po' particolare questa, un rodaggio che non è andato bene, però insomma dai, qualcosa di buono si è visto. Sì, secondo me siamo partiti molto bene. E poi fine primo tempo abbiamo preso il gol che poi ha un po' inciso su tutto il secondo tempo, ecco, quindi secondo tempo loro in contropiede ci hanno castigato 2 volte. Eravate già con 2 uomini in meno e mancavano pochi minuti al termine. Sì, è stato comunque dai, secondo me primo tempo molto buono. Dobbiamo siete sulla strada giusta. Ma sì, dai, speriamo di continuare, insomma, cerchiamo di recuperare il prima possibile i punti persi oggi. Bene, c'è chi ha lo Skybox, noi invece abbiamo Real Sella Box, che è un posto particolare dove poter fare le interviste come vuole il calcio di una volta, no? Va bene. Sponsor, anzi lo sponsor è lui. Lo sponsor è Flavio, sì. Fa questo buon odore, no? Esatto, sì. Visto che l'orario, insomma. Poi l'odore giusto, no? Poi qua abbiamo la pasta, no? Ottimo, sì. Adesso mangiamo la pasta. Ti lasciamo l'antidoto. Grazie, arrivederci. Allora mister, non è andata bene, però insomma il rodaggio promette bene. Ma se devo essere sincero sono abbastanza soddisfatto della prestazione della squadra. Ovviamente dopo la seconda espulsione o diciamo dopo il rigore che per me probabilmente c'era, ma l'arbitro comanda lui, da lì si è sfalsato un po' tutto siamo rimasti in 9, ciao Mara, insomma. Comunque sono moderatamente soddisfatto. Penso... Ho visto qualcosa di buono alla fine. Il primo tempo sicuramente superiori, il secondo tempo è chiaro, non fa tanto testo, 9 contro 11 e basta, non dico altro. Adesso, insomma, parliamoci chiaro, questo è anche un mondo particolare, non è il mondo dei dilettanti dove l'agonismo deve per forza prevalere. Qui si viene per divertirsi, si viene per giocare, passare un'ora insieme, soprattutto a fare anche un po' di baldoria a terzo tempo. Però è anche vero che nessuno ci sta a perdere questo discorso. Sì, in effetti nessuno ci sta a perdere, io sono un attimino spiazzato passando dai dilettanti agli amatori, anche se è un ritorno. Comunque sì, effettivamente finita la partita dovrebbe essere finito tutto come dappertutto, come anche nei dilettanti. Però perdere brucia un po' a tutti, è normale, perché si gioca anche per vincere, oltre che per divertirsi. Bene, la lasciamo a Mediaset Premium che la sta chiamando, grazie. Prima abbiamo sentito il team manager, adesso sentiamo anche il direttore sportivo, insomma non è cominciata bene sotto il punto di vista diciamo del risultato, però insomma abbiamo sentito anche il mister, la cosa promette bene. No? Ma il primo tempo secondo me abbiamo dominato, abbiamo giocato bene. Poi per vari episodi siamo andati sotto, anche perché il primo tiro che hanno fatto loro in porta, lo specchio della porta, su deviazione, abbiamo preso il gol l'ultimo minuto, abbiamo avuto l'occasione di pareggiare proprio 30 secondi dopo, non l'abbiamo sfruttata, e poi per quel rigore hanno dato all'inizio del secondo tempo, l'infortunio a noi, e così poi l'espulsione, un po' di nervosismo, e poi alla fine loro con le occasioni che hanno avuto se la sono portata a casa 3 punti. Perché la logica dice, non so, la palla è rotonda, l'arbitro vede, non vede, queste sono le classiche frasi fatte per magari giustificare, però voi insomma ho visto comunque una squadra vogliosa, una squadra che ha voglia di giocare anche in inferiorità numerica, in doppia in inferiorità numerica, siete andati vicino in 2 o 3 occasioni al pareggio. Sì, quello devo dar atto comunque alla squadra che ha lottato fino alla fine, non si è mai arresa, voleva pareggiare, almeno cercare di pareggiare il risultato. Anche sotto dei 2 gol ci abbiamo cercato di recuperare, purtroppo le forze sono quelle che sono le prime partite, abbiamo avuto 3 handicap importanti perché uno si è rotto il braccio, il polso, e 2 espulsioni, non potevamo fare di più, però devo dar atto che la squadra ha lottato fino all'ultimo momento, tutti molto bravi, abbiamo fatto i complimenti alla squadra senza distinzione, e in particolare anche la panchina che è stata molto brava a mantenere la calma e a sapere rimanere nelle loro posizioni. Hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone.